Primo fine settimana in zona bianca, movida, no, mala movida, a detta di tanti, assembramenti, caos, urla, schiamazze, addirittura 2 aggressioni, i residenti di Castello della Marina che protestano. Sindaco Truzzo. La situazione di questo fine settimana è stata secondo i dati della questura, soprattutto sabato sera, di quasi 20.000 persone in centro, quindi è chiaro che quando 20.000 persone si riversano nel centro città è complicato con le forze che abbiamo a disposizione, con la polizia municipale, controllare tutto e tutti. Io ho fatto infatti un appello ai cittadini, ho fatto per la maggiore responsabilità, un appello anche agli operatori commerciali, agli esercenti a rispettare le regole. Molti l'hanno fatto, qualcuno purtroppo no, anzi ha in qualche modo agevolato certi comportamenti. Mi riferisco in particolare ai fatti del bastione. È chiaro che certe situazioni non sono tollerabili. In questi giorni, tra oggi e domani, abbiamo degli incontri anche con le forze dell'ordine per capire come possiamo intervenire in queste situazioni. Quindi c'è qualche gestore che ha sbagliato, che non ha seguito le regole nel weekend in zona bianca? Ma io credo che ci sia chi ha lavorato con molta attenzione e chi ha approfittato della situazione. Lei ha Qualcuno è stato anche sanzionato, quindi questo lo testimonia, no? Quindi è stata qualche multa nel weekend? Assolutamente, assolutamente sì. Lei aveva chiesto la settimana scorsa più presenza delle forze dell'ordine, proprio in un incontro, lo aveva chiesto al prefetto. Tornerà a chiederlo? Beh, assolutamente. Preciso che rispetto agli altri fine settimana, e comunque a un fine settimana normale, diciamo pre-Covid, c'erano diverse unità in più presenti, sia della Polizia di Stato che della Polizia municipale. Probabilmente dobbiamo coinvolgere di più anche Finanza e Carabinieri, tutte le forze dell'ordine, e più in generale quello che va fatto, lo ripeto, è un richiamo anche alla responsabilità di tutti. E poi forse servono più forze dell'ordine in città, nel senso che il numero delle persone che oggi sono a disposizione non è sufficiente. E l'altro tema che è oggetto di discussione ovviamente è quello del come intervenire quando ci sono così tante persone, perché è chiaro che intervenire per disperdere un assembramento quando ci sono 500 persone rischia di creare più danni e problemi che non la soluzione del problema. È un po' quello che è successo, se ci ricordiamo, a Milano in occasione dei festeggiamenti dell'Inter. Le stesse forze dell'ordine e il prefetto hanno detto che davanti a così tante persone è quasi impossibile intervenire. E diventa, quando ci sono così tante persone, più un problema di ordine pubblico che di sicurezza urbana. Sindaco Truzzu, una parte dei residenti della Marina dice: siamo invasi dai tavolini, rischio privacy, 75 cm dai nostri portoni, e tirano in ballo lei per le ordinanze. Io dico che la gran parte dei problemi alla Marina li creano non tanto i tavolini e i ristoranti, che poi a una certa ora devono chiudere, non possono svolgere attività all'esterno, ma le persone che bivaccano, che bevono, che si procurano alcol da asporto, che stanno tutta la notte a creare disagio e che non stanno nei locali. Anzi, attraverso un dialogo con gli operatori commerciali si possono trovare soluzioni che rendano la Marina comunque vissuta e vivibile e non creino difficoltà. È chiaro che se la logica è quella dello scontro è difficile individuare soluzioni.